La vita gli è dedicata tutta addosso. E un giorno sono arrivate le nuvole e ha iniziato a cadere, cadere, cadere. Da quel giorno lui non ricorda il colore del cielo, la sua pace, le sue ombre. Si è arreso al freddo e ha imparato a lasciarsi cadere, come fa da tempo il pianto del mondo. L'ha fatto perché non aveva più scelta, perché ogni cosa ha iniziato a crollare, a scomparire. Tiene stretto il cappotto e gli fa male tutto. Vorrebbe urlare, invece piange. In tasca ha una manciata di copechi, 2, forse 3 certezze in cui ormai non crede più. Il suo corpo sembra già un cadavere. La galaverna gli avvolge la pelle come uno strato di cellofan traslucido, gli fa risaltare le rughe, le piaghe. Ha un viso opaco, quasi sbiadito, quanto basta per renderlo nessuno e allo stesso tempo chiunque. Respira piano e l'aria che gli svuota il torace si condensa in odore di alcol, di saliva. Gli occhi spenti e secchi hanno dentro il mare e neanche il battito delle palpebre riesce a incresparlo, non più. Guarda il vuoto, non è vivo ma nemmeno morto, non ancora, non del tutto. Il freddo gli divora la polpa dei pensieri e mangia i momenti, le idee, i segreti, i rimorsi, tutti i sogni vanno in necrosi e ciò che rimane è una polvere incolore ed eterna. Qualcuno la chiama anima, altri cenere. Il freddo ustiona la pelle e congela i ricordi, li svuota, li rende opachi, indistinguibili come i suoi. Sono tutti incrinati, impuri, una massa di vita trascorsa segnata da una crepa lunga e profonda. Un tratto continuo di vuoto e di oblio. I volti diventano facce, gli abbracci contatti, l'essenziale un dettaglio. Tutto si sterilizza e diventa vano, come non avesse più volume né potenza. È così che finisce il mondo. Quando il tempo si indurisce e il buio mastica i colori, tutti insieme per annullare il bello. E nemmeno la notte vuole cedere al freddo, e sia il bene sia il male perdono di senso. E rimbomba un rumore lontano di pianti e risate, di amore, di sangue, di ghiaccio e di sogni. È la vita che urla. Aspetta, è la vita che dice addio. A quell'uomo manca il tempo di arrendersi e sa di averne perso troppo cercando di dirsi qualcosa e di farsi coraggio. E continua a piangere perché per sfogarsi non gli hanno mai insegnato altro. E strillare e stillare il dolore è l'unica cosa che riesce a fare. Pensa agli sbagli, al bere, alla fame. Le cose che ha fatto ne le ricorda, quelle che ha perso gli vengono incontro. Il silenzio gli fa paura. Non ha più niente. Eppure non se ne accorge davvero. Forse fa finta e se lo ripete. Dicono che abbia iniziato a vagabondare fra i ghiacci, come se potesse riuscire a ritrovarsi nell'inverno che ha in testa. Ogni volta che si scava dentro perde un pezzo di sé e non riesce a fermare l'emorragia. La foschia lo circonda, gli manca l'aria, gli rimangono i copechi e la neve tra le dita. Era immortale, ma è morto cercandosi. Buonasera, benvenute e benvenuti alla prima presentazione di Dolore che è all'interno di Matteo Porro, che invito qua sul palco, così come invito il Giacomo Ringrazio l'associazione Rete Unica che ha collaborato con noi nell'organizzazione di questo
evento, così come Aulas Abiertas, le librerie Via Amaro Ubic della città, che avete già incontrato là fuori, tutti voi per essere qui anche da molto lontano, mi dicono, e soprattutto Giacomo e Matteo, ai quali lascio la parola. Grazie. Buonasera. Avete sentito dei brani dal libro di Matteo Porru, Il dolore crea l'inverno, ed è un libro che ha dato in ristampa prima di finire sugli scaffali delle librerie. Però è vero, è andato già in ristampa. È un libro che è stato da settimane acquistato in Francia e trattative sono in corso, ma in Francia non da una tipografia di Perles de Vaux, dalla Boucher Castel, cioè da un signor editore che prima di stampare un libro lo valuta, lo pesa e se il peso è adeguato lo pubblica. Un libro che ha un unicum che io non avevo mai visto, ma io sono vecchietto, distratto, quindi perdonate le mie mancanze, che ha da parte dell'editore l'intervista all'autore, ma anche di monseria non vuol succedere. Perché se voi andate a pagina 157 voi trovate un capitolo che ovviamente è editoriale, una conversazione con Matteo Porru, dove la domanda, una delle protagoniste del libro è la neve, l'abbiamo sentito con Giovanni Flores, come mai ha scelto proprio questo elemento? Uno si immagina perché sono andata a Bruncuspina o sull'Imbara, invece la risposta è partì tutto durante una spiegazione di Dante alle superiori. Tenete conto che in sala con voi c'è la professoressa Stefania Cois, che è la professoressa di italiano e latino di questo ragazzino che è alla mia destra. Complimenti professoressa. E dice, mentre leggevo il campo del Conte Ugolino, rimasi colpito dal fatto che in uno dei punti più profondi e terribili dell'inferno ci fosse del ghiaccio nella mia testa, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, è evidente dalle letture che avete sentito, lette splendidamente da una che sa leggere, avete visto chiaramente che c'è un modo di scrivere completamente diverso da quello alla quale la letteratura sarda recente, che ha avuto grandi successi in campo nazionale e internazionale, è cambiato qualche cosa. Perché con Matteo Porru, canto più 21 anni, manco più giù, manco nel po', cioè è uno che sta, avete sentito quando ha detto durante l'intervista con Giovanni Flores, sembrava che parlasse Solone o Democrito, perché dice nella vita ho avuto tanto filo da torcere e tanto filo da tessere. Ma devi non si è smacurato. La forza di continuare a vivere è ancora in fascia alla disegna e sta parlando, mi stavo dicendo, come Solone, desse lecture potremmo far leggere ad una leggera. Allora, vi stavo dicendo, queste cose le sto leggendo perché ogni tanto a me mi scappa il freno sull'acceleratore e prendo le multe, quindi cerco le cose che vi dico, le ho pensate, le ho anche confrontate con amici anche autorevoli, quindi sono un po' più tranquillo.
avevo scritto, e ripeto, che con questo libro in particolare, con questa neve che copre tutto, con questa neve che io all'inizio ho detto neve, ho detto, ma questo mi racconta di spina davvero, o gli emergenti. Poi ho letto nella terza, quarta riga i copechi e a poco preso una cosa sarda, che era una cosa che ovviamente finiva in Russia, perché Matteo, se va in Russia, se va in Siberia, secondo me è capace di fare il fuoco anche al centro della Siberia, perché di questo si sta parlando. Bene, vi stavo dicendo che leggendo questo libro, poi sentiremo subito Matteo e poi un'altra lettura, è cambiato il codice, il canone della scrittura made in Sardegna. La scrittura di Matteo, per far incazzare qualcuno posso aggiungere di Alessandro De Roma, potrei aggiungere di Valeria Usale, mi fermo, è completamente diverso dagli autori, mi ci metto anch'io, di 20, 30, 40 anni fa. È cambiato completamente il codice. Forse quegli autori raccontavano la superficie, Matteo, i nuovi autori, Matteo in particolare, con questo libro, scava sotto, ha il sonar, ha il radar, va nel vuoto e scava nel vuoto, che è molto più difficile che raccontare in pieno, naturalmente. Stavo pensando, e io non sono uno che crede che esista la letteratura sarda, io odio quasi gli aggettivi, esiste la letteratura. Chi vuoi sia sarda, molisana o abruzzese non cambia nulla. La letteratura è. Però pensando al modo di scrivere di Matteo, soprattutto, ripeto, in questo libro, io ho pensato a Salvatore Manuzio, al Salvatore Manuzio di Procedura, della figlia perduta e in particolare per me il capolavoro di Manuzio di Giobbe, dove c'è una scrittura che non è la cronaca che in genere fanno molti scrittori. Altri paragoni, perché tanto io di amici me ne faccio, sono abbonato alle inimicizie. Sicuramente c'è un po' di Giorgio Todde, o per stare, diceva i contemporanei, ad Alessandro De Roma e ad Usala. È un nuovo modo che i giovani hanno oggi di fare letteratura e che gli studiosi, in sala ci sono autorevoli docenti universitari, studieranno, analizzeranno, andranno all'interno, perché c'è anche, guardate, una qualità della scrittura che emerge, che secondo me è il frutto di quegli studi che ha fatto Matteo. Voi fra qualche giorno leggerete un editoriale di Matteo sulla Nuova Sardegna sul valore del liceo classico. Io sono di parte perché ha fatto 8 anni di Salesiano, 5 anni da Chierichetto, quindi è chiaro che le cose classiche mi esaltano, però si vede qual è la qualità della scrittura, qual è l'uso del linguaggio. C'è quella che si chiama la custodia lingue, che viene analizzata, perché io sapete quante volte in questo libro ho detto diversi vocabolari, questa è la caraverna, e di buoni questi. Sono andato a vedere perché non ne sapevo dire. Detto questo, dico un'altra cosa prima di dare la parola a Matteo, per chiedergli se c'è una trama, se c'è il passato, se c'è il presente. In questo libro Matteo, che io conosco abbastanza bene e sono stato felice di conoscerlo bene, per la prima volta si misura nel rapporto sessuale. Racconta che cosa avviene sotto le coperte. Non via mai va. Perché non lo so, il modo di scrivere questa parte che è intima e che ognuno si governa come meglio crede. Sentite, guardo una cosa.
siete sempre bella e tu dentro sei splendido e via. Io faccio lo spazzaneve. Guardate, qui invece c'è la scrittura del cronista, perché c'è un dettaglio nel racconto delle 5 W, cioè nel racconto del chi. Il chi non è Matteo Porro, è tutto il resto. Guardate come descrive Elia. Io faccio lo spazzaneve, ho un trattore col quale faccio il giro della città, giorno e notte. Il mio lavoro, ascoltai questa cosa, il mio lavoro è come fare la formica di un formicaio lungo e piatto. Di Monte Aragona. È un via vai di tante cose. Pensate che la cosa più bella sia accaduta e poi sono sotto le lenzuola della gente. Ovviamente dopo aver comprato il libro, perché siete venuti per comprare questo libro. Matteo, perché hai scritto questo libro? E c'è o no? Se c'è per esempio una differenza con Madre Opera, dice, ti ha chiesto Giovanni Floris il libro della maturità, in deve essere di sé sul liceo della maturità di Antonino Sona, di molto. Che cosa, come ti è venuto? Ciao a tutti. Perché non deve essere ciao. Neanche quello che tiene il colpo in bambino, deve essere una palla, una porra. Una delle porrate mie. Ciao a tutti, no, veramente, sono contentissimo. Era un giorno che ho segnato sul calendario da 3 anni, giuro, il 15 febbraio 2023, doveva essere il 15 febbraio 2020, poi è arrivato il Covid, poi c'è stato il 2021, poi il 2023. Vi voglio bene, grazie di essere qua perché noi le prime presentazioni facciamo una fotografia mentale. Vi comunico che non è uno scrittore, è un pilota che pilota aerei e non ha la patente per la Infatti io a Perdas ci riporto con l'aereo, però se vuoi ti carico si di qua. Guardate la lasci qua. Forse va bene. Forse. Allora, il romanzo è nato, è vero, giuro che è nato durante una spiegazione del conturbio di Dante. Perché? Perché mi ossessionava il fatto che in fondo al posto più caldo che mi immaginato io sono il chiritetto a San Pio X la domenica e durante l'omelia riattaccava no, con l'inferno, le fiamme, il caldo, quindi per me nella mia testa, nella mia immaginazione l'inferno era sempre stato un posto bollente tantissimo. Poi le Dante scopro che in realtà è stato opposto, quindi l'idea viene là. Cosa succede se io racconto un inferno freddo? E poi tra l'altro, riflettendoci a posteriori, tra inferno e inverno cambia solo una consonante, sono concetti collaterali vicinissimi. Per cui il primo spunto parte là, il secondo spunto però sono andato a ripescare dalle antiche memorie delle elementari, perché io in 4 elementari, Venezia magari ve la ricordate anche, sapete come Venezia quel nevischio? Che era nevischio, non era neve, era una sorta di grandine, ghiaccio tritato, che venne giù verso dicembre, comunque scendemmo di cosa, maestro Roberto ci fece vestire, noi scendiamo di cosa, io avevo il mio bel grembiule blu, mi ricordo ancora con il logo della cassa, però il logo della cassa. Arriviamo giù e mi rendo conto di una cosa che mi lascia senza fiato, la neve non fa rumore quando cade, non fa rumore, la pioggia fa rumore. I temporali fanno rumore, il vento fa rumore. Tutto quello a cui io pensavo di agente atmosferico muoveva le cose. Facevano rumore i bambini che urlavano, le maestre che li gridavano, facevano rumore le macchine che passavano, i signori guarda la neve, gente che si faceva dai balconi, tutto faceva rumore, ma il bianco che cadeva dal cielo no. E anche questo me lo sono appuntata.
perché ho cercato di domandarmi perché, non alle elementari, dopo, perché la domanda me la sono fatta. Come cacchio fare a me che non E allora ricordo benissimo di aver pensato che l'unico motivo, l'unico meccanismo che poteva andare avanti l'inferno bianco era la mia. Per questa sottilissima perfidia che ha, che possiede, che in un certo senso deve dare. Quindi tutto questo unito a me adolescente, perché io Madreombra, l'ho scritto in 1 anno e mezzo, questo romanzo l'ho scritto tra i 5 e i 6 anni. Il che vuol dire che l'ho chiuso a 20 ma l'ho iniziato a 15. E questo romanzo, quando io l'ho iniziato, aveva tanto, anzi tantissimo, della rabbia del mio adolescente. Aveva la solitudine, l'essere introverso, l'essere incompreso, frustrato, mettici tutti gli aggettivi del caso e tutti i participi che vengono in mente su questo tono, però era così. Io a 14, 15 anni ero un ragazzino profondamente incattivito con la vita, che cercava di urlare al mondo io ci sono, e a quello che alle elementari, alle medie soprattutto, io mi sono nominato il vecchio. E allora ho detto, sai che c'è? Il protagonista, lo faccio vecchio, perché io mi sento vecchio. E dopo libri che ho scritto, in cui ho messo sempre i protagonisti, che bene o male avevano la mia età. Martina in The Mission a una bambina, io l'ho scritto quando ero 15 anni. Quando sarai grande, Lele ha 17 anni, Madreombra, Lara, ne ha 18, ne ha 21 anzi, e c'è la maggiore età, che coincideva con la mia età di pubblicazione. Qui vado sul primo romanzo che ha un protagonista che ha 60-65 anni. Si chiama Elia Legasov. È importante il cognome. Il cognome in questo paese sperduto nella Russia che è Yevnigirs, che dice tutto. Elia Legasov manda avanti una istituzione del paese, di un paese a nord della Russia, sulla costa del mare di Kara, dove ci sono meno 560 gradi, tipo l'altro giorno ho fatto freddo, praticamente si aspettava, abbiamo fatto la stufa a pelle attaccata. E c'era per me un'idea netta, cioè quel mio protagonista doveva essere una figura eterna e immobile. Per questo era importante definire anche tra la prologo che avete sentito da Michela, che ci fosse una caratterizzazione dell'immortalità. Il tempo agli Equilibrius ristagna. L'unico che lo muove, l'unico che cerca di dilatarlo, di avere un volume all'interno di questo, è Elia, che ogni giorno fa il suo bel giro del paese con lo sparagliere, ricorrendo le strade, lasciando la possibilità all'unico servizio logistico che collegava il paese con l'esterno di passare a fare le sue consegne. Ecco, da quel momento in poi dovevo muovere la storia, avevo i layout, avevo i protagonisti, avevo le situazioni, mi mancava l'azione. L'azione, questa non l'ho detta né da Giovanni, né a Corriere, né da nessuna parte, la sto dicendo a te adesso perché sei mio amico, nasce il movimento dell'azione in un giorno che io ricordo in maniera chirurgica, perché era il giorno del compleanno di mia madre. Era un 16 di novembre. Perché? Perché io uscendo Scorpione, non lo so, esco da casa, faccio una passeggiata e io vedo per la prima volta una cosa che mi colpisce moltissimo. Vedo 2 ragazzi, uomo e uomo, che si baciano. E io ho un ricordo nettissimo di questa scena. E ho un ricordo nettissimo perché erano entrambi straordinariamente innamorati. Io ho visto quella scena e ho immaginato tutto quello che si sarebbe potuto dire su quella scena, tutto quello che avrebbero potuto dire male in lingua e altre cose. Però ho pensato, forse l'unico modo per combattere il male è l'amore. Forse l'unico modo per muovere una storia che racconta il male è il bene che c'è dentro. E allora ho raccontato tutto il male che c'era dentro questo romanzo, tutto, dall'inizio alla fine. Vedrete crepe, vedrete voragini anche della mia vita. Un cadavere, una solitudine immensa, quella è una parte di me che muore. Proprio quel pezzo là l'ho scritto in un momento molto particolare della mia adolescenza. Però
alla fine del romanzo vince l'amore. Ora non per amor vincitoria, però è così, vince l'amore nella vita come nelle cose. E io credo molto a questa cosa qua. Non so quanto possa essere rodata come dato, però secondo me la vita si costruisce, per carità, con tante difficoltà, con tanti sacrifici, tanti sforzi, però ci salva l'amore. Ecco, questo è un romanzo che racconta un dolore viscerale, un inverno, però anche nell'inverno, quando arrivi così tanto sotto zero che non distingui più i gradi di meno di più, trovi una sensazione quasi di respiro. Ecco, il romanzo cerca di indagare quella fascia di emozioni che stanno intorno alla temperatura che è talmente tanto sotto zero che sembra quasi calore. Il dolore che all'inverno si scioglie in un modo. E questo cazzo che non dire parolacce, Vai, tu vai tra l'altro. una domanda breve, prima un'informazione per il pubblico. Questo Giochetto, che avete capito che ha fatto la maturità classica, si deduce, è iscritto a Ca' Foscari di Venezia in filosofia, adesso va bene, economica. Quindi capirete come filosofo economico, questo sia psicologo, psichiatra, psicoterapeuta, c'è tutto. Come faccia a collegare, io direi, l'eleganza della filosofia con Stato di Struttura? Io dico Stato di Struttura perché io dalla terza media alla terza liceo, quindi tutto il ginnasio, sempre bocciato a settembre in matematica. Non ho mai capito niente. Allora, c'è filosofia o c'è matematica, c'è economia in quello che stai raccontando tu? Che cosa c'è? La neve che cade e non fa rumore. È una legge della fisica. Che cos'è? Allora, questa adesso ti faccio della riquadratura. Perché tu sei la seconda lettura. Allora, te la faccio sul paragone. C'è sia matematica che filosofia. Parla al pubblico. La storia è la seguente. Ti faccio un paragone secco che rende. L'ha detto lui, io volo. Il volo è un atto fisico. Io do. Ci sono diversi piloti in sala. Volotea, tra l'altro. Facciamo una cosa volotea. No, apre 20. Apre 342 e 320. Il volo è un atto fisico. Io do a un corpo una forza aerodinamica che consente a un corpo di liberarsi in cielo. Tra l'altro è molto bella la storia perché tutti pensiamo che l'aria in un certo senso avvolga l'aeroplano e lo spinga su, in realtà lo tira su. Funziona in questo modo. È un atto fisico, però una volta che decolli è solo emozione. Cioè, un conto è quando dai tutta manetta, controlli il pedale, si è allineata la pista, tiri sulla barra e decolli. Un conto è dire, in piano 375 si allinea alla 09 per partenza immediata, effettuerà una serie di circuiti per la 09. E il conto dopo è dire, si vincola il piano 375, lascia il campo, direzione Villa Passaggio, e chiamerà rientrando. Fai questo e poi guardi fuori. E fuori vedi il mondo dall'alto, che sembra ordinatissimo, perfetto, silenzioso. Vedi le macchine che sembrano puntini, immagini le conversazioni delle persone sotto, vedi i campi arati, vedi le pecore che si muovono, sembrano una nuvola. Senti la turbolenza, capisci che il mondo non è lineare, ma è fatto di vibrazioni, di correnti. Ed è quello il momento in cui cerchi di trovare un connubio tra la fisica e l'emozione. E la neve è la stessa identica cosa. Il romanzo si basa su questo. Elia, quando fa lo sparagnolo, ha un modello da compilare ogni giorno, da spedire al servizio logistico,
descrive i chilometri fatti, i litri di carburante, quanta neve c'era, mette una firma, video e spedisce. Malcontento, ogni volta che si mette in strada, guarda nelle vedute che deve riempire questa mappa. Questo è il segreto, trovare quelli con il biolano. Non so se ci sono riuscito, però lo conosco bene. Matteo, ascolta. Io ho capito da quello che mi hai detto, ma con i miei precedenti scolastici sono già bocciato o assolto, ho capito che mentre l'aereo rulla è matematica, quando vola è filosofia. Esatto, bravissimo. Esatto, esattamente così. La sintesi. La sintesi è perfetta, però è esattamente così. Piloti in sala confermano, annuisce, il Santucci annuisce. Seconda lettura, vai Michele. Facciamo un applauso a Michele. Il bianco mangia il mondo. Non riesce a non pensarlo dall'altra blu, guardando fuori dal finestrino. Non c'è niente che abbia una forma, un volume, un punto di rottura. È tutto perfetto. Una tinta unita e uguale, senza fine. Andrei Sogoliev cerca la crepa, il lato debole di quello scrigno di ghiaccio, e non lo trova. Per la miseria, prego, non a voi, a quello. Forse per la prima volta da quando sono partiti, i quattro guardano avanti tutti insieme. C'è un muro grigiastro, altissimo e denso. Si muove veloce e viene verso di loro. Non hanno mai visto una cosa del genere. Il vento incomincia a urlare e la neve cade più forte e viene giù compatta. In qualche secondo perdono metri e metri di campo visivo, hanno poco tempo per pensare, di sicuro non basterà. Che facciamo? Torniamo indietro, subito! Il forestale fa inversione e punta dritto verso Jednikovsk. Sono troppo lenti e la tormenta ringhia forte alle loro spalle. In macchina si crea un silenzio surreale di paura e di sconforto. Arrivano fino alle porte del paese, a un centinaio di metri da casa del caso, ma lì la neve li raggiunge e blocca la macchina a terra. Motore spento. E adesso, tutti fuori. Nella Buriana non riescono a orientarsi, si tengono per mano per non perdersi a vicenda. Il freddo è insopportabile e quando la tormenta li accerchia, veloce e tremenda, iniziano a urlare e a chiedere aiuto, e la paura di morire confonde le sillabe. Gli abitanti di Jednikovsk sanno che ci sono 4 anime nuove in paese. Sentono i passi e le grida disperate, un ritmo diverso, un sottofondo insolito. Viene giù troppa neve per tentare di vederli e a nessuno passa per la testa anche solo l'idea di dare loro una mano. È l'unica regola di Jednikovsk. Chiudere tutto, sbarrare le finestre e le porte, chiudersi in casa fino a quando la tempesta non passa. La tempesta a Jednikovsk la chiamano il cielo che cade, ed è l'unico grande terrore con cui quella gente convive da sempre. Sono tormenti densi, imprevedibili, masse grigiastre di freddo e di vento veloce e cattive. Una dozzina all'anno, ma quando arrivano fanno male e ne fanno tanto. Lo insegnavano subito anche i bambini ad averne paura. Non bisogna mai andare fuori, non si aiuta nessuno con il cielo che cade, perché se si esce mentre il cielo cade, il cielo fa cadere anche te. Poi, dal nulla, quasi un miraggio, uno dei 4 indica in alto e urla, gli altri si girano e leggono con lui: famiglia Legasov, Sparaneve, Jednikovsk. Allora, perché cazzo sei andato a trovare Jednikovsk? Okay. Perché è logico, è un nome che sembra uscito da un barbaro tutto, per un motivo. Allora, Jednikovsk, quando stavo cercando un luogo immaginario in Russia,
volevo fare una cosa tipo Ula Novi Virus, cioè che tutto questo virus che mi dava l'idea del gelo, capito? E allora ho detto, mi serve un aggancio per mettere il freddo. Ha detto, voi mi virascava che venuto io qui. Ma è un delirio del 14 anni per farvi capire lo stato mentale del 14 anni, che era gli equilibri. Cioè, Matteo Porro, da ragazzino, vuole gli equilibri. Prego. Allora. Ma torno a quanto dicevo all'inizio sulla diversità di scrittura di Matteo e di alcuni dei nuovi scrittori sardi rispetto a quelli precedenti. Vi leggo qualche brano e poi li commenta Matteo. Dal capitolo Il compleanno, per esempio, guardate questa frase. Accende una papirosa, come ogni mattina. Sentite la frase. Il tabacco è l'unica cosa che riesce a levargli l'alito della notte. Ma è una letteratura nuova, è un pensiero che non ha nulla a che fare con la realtà. È l'iperuranio con la strada sterrata tra Pendosdigone e Ballao, è un'altra cosa. Oppure, e qui io ho fatto anche degli scongiuri, non festeggia più da quando è abbastanza vecchio da realizzare che un anno in più è un anno in meno. E lì ho fatto gli scongiuri, è forse l'ultimo. Allora, qui cosa è? Emerge il pessimismo, non la realtà, perché è pessimista Matteo. Avete visto, fa il filosofo, ma è questa scuola di Schopenhauer, di Bentham, eccetera, eccetera. Oppure si imbiancano i pensieri, quando, qui torniamo alla neve, si imbiancano anche i pensieri, quando si smette di ricordare, o vince la neve o vince la festa. Ultima citazione, perché poi farò altre domande dopo che rispondi su uno dei capitoli che a me sono piaciuti di più, il capitolo Sobacca, dove si parla di un cane, e dovete vedere in che modo elegiaco si parla del cane. Nel capitolo L'invasione si legge, e qui sembra di stare alla cronaca quasi, smentendo le cose che ho detto prima. Non so se c'è di mezzo l'Ucraina, la Siria, le ragazze che non si possono tagliare i capelli. Lo straniero porta sempre sventure e quando terminerà l'invasione, perché terminerà, rivendicherà di aver capito fin dall'inizio che sarebbe ritornato tutto uguale a prima. A queste frasi aggiungete la frase che ci ha letto Michele, che ci ha ripetuto Matteo, il cielo cade. Prego, signor scrittore giovane. È importante lo scrittore. Allora, quando Gli appunti sono stai bene? Avevo 3 minuti. La grafia ci sembra molto mossi gli altri mari, sembra la grafia del medico. Che regalo, ho fatto 2 anni di medicina. Allora, quando ho costruito il romanzo, l'ho costruito in maniera abbastanza strana, perché non l'ho scritto soltanto in tanto tempo, ma è cambiato tante volte. All'inizio doveva essere la storia di un uomo, più o meno sono più cose che adesso, sempre Dimmi quante volte hai cambiato il titolo. mi vuoi male, perché tu lo sai, mi vuoi male.
Quando ho costruito il romanzo mi sono trovato ad andare avanti non come faccio di solito per storia, ma per scene. Prima la scena degli invasori, che è quella che muove alla fine della storia. Questo paese è dimenticato da tutti, da Dio e dagli uomini. In un giorno normalissimo, mentre io continuo a scalare le strade, trova un sciupro da cui scendono degli imprenditori, degli industriali, dei ingegneri, più dei geologi, tra cui Cravatta Blu, Andrei Sokolev, che diventa il secondo protagonista della storia, che è il primo degli stranieri. Ed è la grande rottura dell'equilibrio della storia. Arrivano questi quattro, arrivano davanti alla tempesta e via per pietà li ospita a casa. Lui non l'avrebbe mai fatto, ma c'è il cielo che cade. È vero che il cielo fa cadere anche te, però la mamma gli aveva insegnato la cura. Se il destino ti affida a qualcuno, te ne devi prendere cura. Questa è una delle frasi guida del romanzo. Per cui li ospita, li lancia dentro casa, chiude la porta, li spranga, cerca di riscaldarli e poi si trova a fare i conti con il nuovo, con l'inatteso, con l'imprevisto. Le scene che avete letto sono da diversi capitoli, però hanno tutte una cosa in comune. La cosa in comune che hanno tutte le scene che ha letto adesso Giacomo è il fatto che nessuna di queste è stata scritta successivamente all'ultima stesura. Sono tutte storie che sono state scritte nello stesso lasso di tempo, quando è cambiata per l'ultima decisiva volta la storia, che si chiamava Carne e Neve. Perché volevo cercare di capire se un modo c'era per trovare all'interno del bianco, della purezza totale, un punto di rottura, senza mettere il cielo in nero, cioè senza mettere il trauma, senza mettere l'evento decisivo. C'è un punto nel bianco in cui se io tremo abbastanza forte viene giù tutto il colore. E allora ho cercato di ragionare su quell'equilibrio lì. C'è un punto di Elia che si professa bianco, immacolato, perfetto, quasi vittima, succube della vita, in cui se io premo e premo per il tanto tempo giusto, con la giusta pressione, il colore viene via? Sì. Qual è? Non il passato. Perché il passato, il colore ce l'ha, ed è il colore scuro, e non è nemmeno il presente, e non è nemmeno il futuro, perché lui il futuro è invenibile, si conoscerà, perché il tempo cristallino. L'unica cosa che riesce a muovere Elia è la paura. È la paura di tutto quello che può arrivare. È la paura del nuovo, del diverso, del lontano e anche del vicino. Per cui quando arriva la spedizione degli stranieri e se li trova davanti ed è la sua più grande paura, cacchio, sono arrivati gli stranieri. L'inizio del capitolo è il tizio che gli sta vicino da lontano e Elia non lo conosce, non l'ha mai visto. Lo paralizza, non sa che cosa fare. E allora a quel punto deve decidere: li aiuto o li ignoro? Mi aiuto o mi ignoro? E tutti i pezzi che hai letto fanno sempre riferimento a questo grande dato: la paura di quello che accade, la paura di tutto quello che esiste. Elia vive nella paura, come ho vissuto io nella paura. L'unico modo per affrontare quella paura di vivere tremenda, fortissima, che Elia, è affrontare quello che è davanti. Ce la fa? Perché ne devo prima. Non so se sapete che questo scrittore anziano che è alla mia destra è stato classificato tra i 25, sotto i 25 anni più promettenti al mondo. Io appena ho letto questa cosa mi sono molto preoccupato, perché gli ho detto: Matteo, Donatella sa calma,
rede inde ipsum, che è anche juvenem, e invece no, perché quantunque uno si sforzi, come sto facendo io, di farlo diventare 21enne, non ci riesce, perché Coraus, Democrito, Solone, Sofocle, vedete ci vuole. Allora, io ti faccio le stesse domande che ti ha fatto l'editore, però tu devi rispondere in modo diverso. Anche perché poi alla fine ti farò una domanda che ti ho fatto molte volte in Sardegna, dalla pianura al Gennaro. Questa che l'hai fatto talmente tante volte che te la sono ricostruita parola per parola, ma non ne parliamo dopo. Vai, sì, ma ti devo subito. Allora, ti chiedono, può essere, però devi rispondere in modo breve perché voglio sentire la splendida. Vai. Può essere davvero difficile dimenticare. Certo. Soprattutto perché noi associamo a dimenticare la cancellazione totale. E invece dimenticare non vuol dire cancellare per sempre. Dimenticare vuol dire archiviare in una zona molto lontana, ma non rimuovere tutto. Non possiamo dimenticare, noi non siamo fatti per dimenticare. Noi non dimentichiamo Ma un file che resta sullo schermo. È un file che trovi nella cartella dove hai messo la password del telefono pigiama e il cestino, ma c'è. È lì e ti giudica. E quanto lo è ricordare? Stessa identica cosa. Nella stessa risposta che ho dato qui. Come ci si sente a essere così giovani, a essere considerati da molti una grande promessa? Vi rispondo. Ti rispondo con un fuori onda di ieri da domani. Io arrivo in studio. Studi di via Tiburtina, 500 gli studi a arrivo dopo un disastro. Poi sarebbe stata una notte alternativa, non ho dormito, ma non per l'ansia, perché io sono andato a metropolitana. Mi metto disteso, tento di prendere il sonno. Io ho un difetto. Perché si voleva vedere il diritto. Esatto. Io prendo sonno molto lentamente. È un gran difetto che ho da sempre. Quando lo prendo, però lo prendo piano. Stavo andando in cultura. Ve lo giuro, non è uno scherzo quello che vi sto per dire. Dal nulla, io ho un primo piano di un hotel a Roma, in via Cavour. Hotel Palatino. Non volevo aspettare, poverino. No. La scena è... Sempre non ci prendo. E uscì. 3, 2, 1, verso le 2 non lo so, un flash mob, un CD, qualcuno che ha preso una radio, non lo so. Mi sono alzato e mi sono reso conto che come tempi non ce l'avrei fatta alle 2:30 perché la sveglia l'avrei avuta alle 4 e arrivo che sono alle 6. E quindi non ho capito. Però il fuori onda è che arrivo da domani, lui prende il libro, apre il libro, inizia a rivedere le domande e dice no, fermi, aspetta! Come cazzo? Jevnibirsk? No, aspetta, dimmela bene. No, per quello gliel'ho detta, la dici tu, perché io questa non la so dire. Jevnibirsk non la so dire. Questa io lo so che sarà la mia condanna. Diventerà mille altre cose. C'è come Demission nel primo giro, ovviamente Demission, l'editore sardo, che pubblica Demission in Sardegna, fa la presentazione e il signore diciamo Demission la sa, ma è normale, va benissimo. Però questa qua diventerà qualunque altra cosa, io lo so già. Gli Evenigers ci saranno le variazioni, tutti dichiaravano le variazioni di Evenigers, e tutti i modi possibili di chiamare la città del dove prendere. Che ha tanti ritorni. Però il fuori onda è che lui mi guarda, mi chiede gli Evenigers e poi mi fa una domanda che non mi aveva fatto mai, semplicissima, provvisima. Sei pronto? Giovanni non chiede mai, tu lo sai, se si è pronti. Giovanni hai il tempo. E tu sia pronto o non pronto. Non è che viene free molto a qualcuno, perché poi lui parte per la tangente e non si ferma perché è un freccia rossa. Sei pronto. Sul sei pronto crolla qualsiasi certezza umana. Perché sei pronto vuol dire hai dormito abbastanza? No.
Devi rispondere in tempi rapidi. Sai parlare in modo veloce? No. Sai parlare in modo sintetico? No. Cosa ti chiederà? Non lo sai. Come risponderò? Non lo so. Mal che vada, io dico sempre una frase che esce da questi contesti, quando faccio 1000 parole, mal che vada ci facciamo una grigliata. Questa è la mia frase di disinnesco. Ed è perfetta perché qualunque situazione tu abbia, di qualunque tipo, esame del volo, 70 domande, puoi sbagliarne 7. Vabbè, ma che vada ci facciamo una grigliata. Ed è la frase di disinnesco. Questa, secondo me, è il modo in cui riesce a gestire la pressione. Il nuovo libro del giornalismo e la facciamo. Allora, di questo, io ho letto un capoverso dal capitolo del cane, dopodiché faccio una domanda, la domanda classica a Matteo e chiude ovviamente Michele, perché così siete portati a comprare il suo libro, compratene 7-8 copie a testa e sentite la qualità della scrittura attorno alla figura di un cane. A me ricorda un cane mio che era più zoppo di tutti gli zoppi del mondo, più anchilosato, si chiamava Marietto. Sono passati 2 giorni e casa Legasov già odora di cane. È un odore acre di un animale vecchio. Elia lo conosce e lo sa tollerare. Sodaca, vaga e indaga gli spazi, li sceglie e ci dorme e si sveglia per niente. A volte si fissa su un punto impreciso e rimane a sentirne l'odore. Rallenta il suo passo scandito e sbadiglia. Si accuccia sui piedi appoggiati a terra e si drizza per ogni rumore. Le stanze sono fatte di peli, di tanti peli, ed entrano nei vestiti, nelle coperte, negli stivali. Il cane mangia poco e mangia avanzi, tiene la coda tesa e non si fida della casa. Il padrone è un altro, ma lui vuole quello di prima e urla, lo chiama e trema quando deve uscire. Elia gli mette il guinzaglio e la pettorina, fa 2 giri con la mano per tenerlo stretto e quando esce lo tiene vicino. Andiamo, dai, cane. Ho voluto chiudere con questo brano per sottolineare la qualità letteraria di questo romanzo. Però io tiro il tiro mancino a Matteo, perché Matteo in 2 minuti di orologio, già collaudata questa in cosa, 120 secondi, vi racconta il mito della caverna di Platone. Io ricordo... Quante volte l'abbiamo fatta già come questa? Non uscito. Io ricordo il mito della caverna di Platone spiegato alle 11 di notte a Fondi in piazza Montanaro. Montanaro è l'autore di Nina Nanna Pizzino o in Nina Nanna, e mentre Matteo parlava, Matteo aveva un microfono, poteva andare e c'era una luce, la luce di 2 fari che proiettava l'immagine non della caverna ma di Matteo, ombra che si muoveva. 2 minuti il mito della caverna di Platone e poi grazie a Michele. Fate conto che siamo in una caverna, questo. E immaginate che attaccato a un costone di roccia che sta in fondo all'angolo della caverna ci sono degli uomini legati, sono legati a 3 punti sul bacino
alle mani ai piedi, ma soprattutto alla testa e al collo, non possono girarsi. Loro credono che tutto quello che sentono, dei suoni, quest'eco rumorosissimo delle cose, sia il rumore del mondo e credono che le onde che vedono proiettate nel fondo della caverna siano gli oggetti, le cose del mondo. Una vita intera passata con questa idea, fino a quando per puro caso Platone usa un verbo bellissimo che è ticcano accade, che uno per pura fortuna si scaccia. Cerca di capire, di camminare, di tastare la terra, poi si gira e vede che le ombre in realtà sono la proiezione del fuoco e delle persone che gli passano intorno portando dei vasi e capisce che le loro chiacchiere, i loro parlare, i loro mostrare è esattamente quello che gli sente amplificato da una vita intera. E allora forse inizia a capire, a comprendere che il volume delle cose non è esattamente come gli oggetti veri e l'eco delle cose non è esattamente come il rumore della realtà. E allora inizia a camminare. Oltrepassa il fuoco, oltrepassa le persone ed esce fuori, la realtà, esce dalla terra. Vede la realtà, le cose, il bel tempo, le nuvole, gli alberi. Solo che anziché dire, ah, io la realtà l'ho scoperta degli altri, che me ne frega. Lui torna dentro, riscende, oltrepassa le persone, il fuoco, poi di nuovo il crostone, e allora chiede alle persone, fidatevi di me. Io la realtà l'ho scoperta, io vi voglio aiutare, vi voglio liberare. Piccolo problema, gli altri non hanno alcuna intenzione di farsi liberare. Devi sapermi quello che mi viene. E questa è la storia di Socrate. Di nuovo che nel 399 a.C. era un passo da cambiare un mondo che però non era cambiato. E che si trova davanti alla evidenza totale di non poter più fare nulla. Meleto Nicone gli costruisce una cosa sostanzialmente indebolibile, ma non per la fattura, ma perché è stupida, idiota, che non ha usato di di corrompere i giovani. Lui tenta di difendersi prima con le buone ancelle, poi dice guarda che quello che ho fatto meriterebbe un premio. Perché io ho svegliato i ragazzi perché questa cosa pensassero come lo pensassero quanto. E davanti alla cicuta, e questa è una cosa meravigliosa che continua a pensare, davanti alla cicuta lui muore sereno. Perché? Perché lui muore innocente secondo quelle stesse leggi per le quali sarebbe dovuto essere colpevole. Io questa storia l'ho sentita e l'ho fatta in 1 minuto e 48 secondi durante una delle lezioni di filosofia più belle della mia vita. L'ho portata come argomento a piacere anni fa e la racconto da tantissimi anni. Ogni volta che faccio una presentazione con un suono meraviglioso, vi prego di fare un applauso di tanto. Io ho un libro scritto alla mia spalla e lo ho dato. E io ti voglio bene, Giacomo, grazie per i beni che mi vuoi, per i beni che ti voglio, per i beni che mi vuoi consolato. Sai che per me è importante e so che anche per te. Vicky. Il vestito, allora, questa ragazza, a cui voglio vedere, si è comprata il vestito apposta per stasera, perché il dolore crea l'inverno, mi vesto nero, mi vesto colore nero. Un applauso per tutti! No, Sobaka in russo vuol dire cane. Gli ebrei è un posto così dimenticato che un cane lo chiamano cane. Questo è uno dei pezzi più mi trattano come se fossi un mostro, ma non ci arrivano a capire che siamo tutti fatti di carne e neve. Viviamo di corpi, di contatti, e in testa siamo tutti come tutti quelli che sparano. Cadono i ricordi e noi scegliamo se scoprirli, a volte riscoprirli. Quanti ne hai voluto tu stesso dimenticare? E quante volte negli anni un altro te li avrà ricordati? In ogni testa c'è l'inverno, amico mio. Ma per quanto possiamo e vogliamo scegliere, non potremo mai sapere quanta vita, quanta neve ci cadrà addosso e quanta dentro.
Crediamo di essere angeli in terra solo perché siamo stati educati alle buone maniere. Salutiamo per strada, ci prendiamo cura di chi amiamo e ci professiamo puri con la coscienza cristallina, senza elucubrazioni. Ma cosa succederebbe se, anche solo per un istante, si sciogliesse tutta la neve del mondo? Cosa verrebbe fuori? Quali pensieri? Quali idee scongeleremmo? Saremmo tutti mostri, Andrei, tutti quanti, ma lo sappiamo già. E allora continuiamo questo teatrino di vite e insicurezze, ridiamo e piangiamo a vuoto, nascondiamo dietro il nostro bel faccino quintali di rancore e rabbia. C'è una sola cosa che ci distingue dagli altri animali, il potere di alterare il vero. Chiamano pure falsità. Nessuno lo accetta, ma tutti ce l'hanno e lo usano perché è nella nostra indole, perché farlo ci dà un piacere malato, intenso, brutale se vuoi, ma naturale. La neve si è sciolta, era solo più spessa di tante altre. Ti prego, non combattermi, non biasimarmi. Voglio che tu sappia che ogni ricordo, ogni pezzo di vita che abbiamo condiviso in queste intense settimane, io lo tengo protetto, dal sicuro e via le basi. Buonasera a te, Stefano Maroni, Pinadotta, Abbiamo assistito alla prima nazionale di Il dolore crea l'inferno di Matteo Porro, compreso il libro. Arrivederci. Grazie Enzo, grazie Liberos, grazie a tutti.